Oggi facciamo una ricetta a base di pesce. Abbiamo comprato degli alici che sono un pesce azzurro che fa molto bene alla salute e non sono di allevamento, sono Pescate pescate di in mare. mare. Incominciamo, mettiamo 100 g di mollica, uno spicchio di aglio sminuzzato, del prezzemolo, mettiamo i pinoli, l'uvetta passa, due cucchiai di formaggio, un pochino di olio per ammorbidire la mollica che deve essere fresca, condiamo bene la mollica. Intanto un ciao e un abbraccio a tutti quelli che si stanno collegando. Questa è una diretta che facciamo con nonna Carmela, Camilla per i nipotini. Prepariamo con lei delle alici impanate, una ricetta proprio della nonna che ama fare spesso con questo pesce azzurro ricco di proprietà benefiche. Intanto stiamo preparando il ripieno con gli Abbiamo ingredienti: preparato tutto, ora aggiungiamo un pochino di succo di arancia, arance rosse di Sicilia, amalgamiamo tutto. È una ricetta semplice, facile. Prendiamo le alici, mettiamo un pochino di mollica all'interno così. le alici erano fresche, le abbiamo già pulite, sciacquate Ne sotto mettiamo l'acqua. una di sopra E le passiamo nell'uovo battuto con un po' di sale. e nella mollica secca. Dunque, alici ripiene, chiuse, una sopra l'altra e poi passate nel pangrattato per una leggera panatura anche esterna. Un saluto a chi ci sta raggiungendo. Buon venerdì. Raccontateci cosa state facendo, se anche voi state preparando il pranzo e cosa cucinate di buono. È una ricetta piuttosto veloce, anche se ci vorrà qualche minutino per pulire il pesce. Si può preparare con le alici ma anche con le sarde, anche quelle un po' più grandicelle, se le trovate. L'importante è che il pesce sia bello fresco e magari locale. Solitamente per rendere la mollica umida utilizziamo solamente dell'olio di oliva oppure un goccino di acqua, ma visto che le arance sono di stagione, in questo momento dell'anno ci piace utilizzare il succo delle arance che daranno anche un buon profumo. Allora, ripetiamo per chi si è appena aggiunto di cosa è fatto questo ripieno. Abbiamo utilizzato la mollica fresca del pane. La potete acquistare oppure prepararla a casa con del pane casereccio che va tagliato a pezzettini e poi tritato magari anche in un mixer per ottenere una mollica granulosa molto soffice. Alla mollica abbiamo aggiunto prezzemolo, aglio tritato, uvetta ammollata, pinoli, un po' di olio di oliva e un po' di succo di arancia e poi anche del formaggio grattugiato che può essere del parmigiano o meglio ancora del pecorino siciliano. E poi non si fa altro che posizionare la mollica sull'acciuga già pulita e aperta per poi chiudere sopra con un'altra alice. Si dà una schiacciatina.
Eccole qui, guardate che belle. Possiamo andare a friggere. Ma voi da dove ci state seguendo? Carmela sta cucinando del pollo. Ok, passiamo gli alici nell'uovo e poi nel pangrattato per creare questa panatura croccante e tra poco si va sui fuochi. Le alici sono un ingrediente molto utilizzato, molto amato nella cucina siciliana. Raccontateci quali sono le vostre ricette preferite o magari quelle di famiglia. Ora li andiamo a friggere. Nonna Camilla si sciacqua le mani e tra poco andiamo ai fornelli per friggere questa bontà. Utilizziamo un olio di semi, ma se preferite va bene anche l'olio di oliva. Aspettiamo che si scaldi, ma nel frattempo vi facciamo vedere che c'è già qualcosa che cuoce. Cos'è? Pesce stocco con la salsa. Si possono cucinare anche i spaghetti. Si fa un soffritto di cipolla, si mette il pesce stocco un pochino a rosolare, poi si mette il pomodoro, un pochino di capperi e si fa cuocere così a fuoco lento e poi si fanno gli spaghetti col pomodoro e con questo sughetto e il pesce stocco si mangia per secondo. Benissimo, in 448 un'altra idea per il pranzo di oggi, utilizzando il pesce stocco. Lo lasciamo cuocere. Buongiorno Franca, dici che siamo troppo prolissi. In realtà la diretta è fatta proprio per stare un po' in vostra compagnia, leggendo i vostri commenti. E tra l'altro stiamo eseguendo una ricetta proprio live in questo momento, di conseguenza non potremmo essere più veloci di così. Dobbiamo attendere che l'olio sia caldo e andiamo a friggere le nostre alici. Buongiorno Anna. L'olio deve essere più caldo. Attendiamo solo un minuto, intanto esco il nostro pesce. Lo compattiamo con le mani di modo che non si apra. Aspettiamo perché l'olio non è ancora ben caldo. Intanto che profumo questo sughetto che tra poco andrà a condire la nostra pasta. Giovanna ci saluta da Canicattì, buongiorno. L'olio comincia a sfrigolare. Che belle che sono. Un ottimo secondo da accompagnare magari con un'insalata verde. Sì, si può mangiare con l'insalata verde. E perché no con un'insalata siciliana, quella tradizionale fatta con finocchi e arance. Adesso aspettiamo che diventino dorate su un lato per poi girarle. Lucia scrive: li faccio spesso, buone. E che profumino!
Non è la prima volta che nonna Camilla cucina per noi. La settimana scorsa, sempre sulla pagina Vivo Mangiando, ci ha mostrato in diretta come preparare dei bellissimi polpettoni di carne ripieni di prosciutto e formaggio e poi cotti in un sugo semplice con i piselli. Oggi invece ricettina veloce a base di pesce. Pesce azzurro, mi raccomando, si può consumare tranquillamente anche più di una volta a settimana perché fa davvero tanto bene. È un pesce che cuoce davvero poco, infatti lo lasciamo giusto un paio di minuti, il tempo di dorarsi. Anche Milva le prepara così, ottimo. Delle volte le mettiamo anche in forno, vero nonna Camilla? Sì, si possono mettere anche in forno, sì, Con lo stesso ripieno. per non fare la frittura, con lo stesso ripieno. Sono ben dorati, Davvero pochi minuti di cottura. provateli che sono buonissimi. Allora, chi si è aggiunto adesso ci chiede cosa c'era nel ripieno, quindi lo ripetiamo, era mollica fresca di pane che abbiamo condito con aglio e prezzemolo tritati, uvetta, pinoli, formaggio grattugiato, prezzemolo, forse l'ho detto, succo di arancia, poco per inumidire, e un po' di olio di oliva. Si sistema il ripieno, si compattano una sull'altra e poi si passano nell'uovo battuto e infine nel pan grattato. Abbiamo già fatto un piatto, un secondo, Sono proprio belle da vedere. e anche gustosissime. Ecco, Michela dice una cosa in effetti giusta, che i tempi del video servono per capire meglio tutti i passaggi. D'altronde ogni giorno pubblichiamo sulla pagina video montati per renderli davvero molto veloci, durano giusto 3 minuti, però le dirette sono una cosa diversa, quindi è normale che siano un po' più lunghe proprio perché spieghiamo insieme a voi quello che andiamo a fare. Sì, Elisabetta, succo di arancia, per rendere la mollica umida e anche un bel po' profumata. Ecco che le prime sono già pronte. Le mettiamo su carta assorbente per scolare l'olio in eccesso. Che buon profumo! Possiamo pulire il pesce anche qualche ora prima, farlo asciugare, scolare e poi all'ultimo minuto preparare questa pietanza, ci vorrà davvero poco. Ovviamente le portiamo a tavola ben calde, è molto meglio, così saranno leggermente croccanti all'esterno, mentre dentro ci aspetterà quel ripieno morbido e molto saporito. Bene, ci siamo, noi adesso andiamo avanti con il nostro lavoro, le alici erano circa 700 grammi, quindi ne abbiamo ancora da preparare, però vi abbiamo mostrato tutto, quindi vi salutiamo tra poco. Ecco qui, avviciniamo il piatto per vederle meglio, guardate che belle. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata con questa ricettina veloce di nonna Camilla, pesce azzurro reso molto molto gustoso. Vi chiediamo anche, se vi è piaciuta la ricetta, di condividere il video così da farlo vedere anche ai vostri amici. Un abbraccio, ciao a tutti! Buona giornata e buon appetito!